Nel 2020 i reati commessi nella provincia di Trieste sono diminuiti del 19,4% rispetto all'anno precedente, un calo su cui hanno inciso l'emergenza Covid e le conseguenti restrizioni ai movimenti sul territorio. È quanto emerge dal bilancio dell'attività svolta dai Carabinieri di Trieste negli ultimi 12 mesi. A fronte del calo di reati sono aumentati però gli arresti operati dall'Arma, più 17,4 derivati per lo più dalla intensificata azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i dati registrati dai Carabinieri, in provincia di Trieste i furti sono diminuiti quasi del 40%, i borseggi e furti nei negozi del 54,8 e 52,6%, i furti in abitazione del 46,5%. In calo anche le rapine, quasi il 40%, danneggiamenti, meno 16,8%, e reati contro la persona quali lesioni, meno 11,6%, percosse, meno 9,2%, minacce, meno 6,2% e violenze sessuali, meno 14,2%. Ci sono state anche meno truffe e frodi informatiche, oltre il 17%. In controtendenza solo gli scippi, 15 episodi nel 2020, 4 in più rispetto al 2019, e i furti di motocicli, più 25,5%. Nell'anno appena trascorso sono invece aumentati i controlli, quasi 15.000 pattuglie effettuate, più 25% rispetto al 2019. Nel corso dei servizi, oltre a verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento della pandemia, hanno risposto a circa 12.000 richieste di pronto intervento e controllato oltre 51.000 veicoli e quasi 100.000 persone. Il comandante provinciale, colonnello Stefano Cotugno, evidenzia come le statistiche fotografino un'attività rilevatasi efficace, frutto in primo luogo di un'incrementata presenza sul territorio e non di meno riconducibile alla totale sinergia con le altre forze dell'ordine. L'Arma, assicura il comandante, imprimerà uno sforzo sempre maggiore, rinnovando l'impegno nella quotidiana capillare opera di prossimità che le è propria per rafforzare ulteriormente il già valido modello di sicurezza dell'intero territorio provinciale.